allora entriamo nel vivo di quello che è il pugilato elite, cioè di quello che è il pugilato che può ambire ad arrivare alle Olimpiadi, sperando che prima o poi l'Italia torni ad avere anche gli uomini a competere nelle Olimpiadi, visto che ricordiamo come sia stata solo Irma Testa, l'ultima importantissima, fondamentale portabandiera dei colori italiani nelle ultime Olimpiadi, nonché nel Mondiale. Ma ora ci concentriamo su ciò che sta per avvenire qui in piazza Garibaldi a Legnago per il 7° incontro. Volevo almeno presentare i due pugili, Damiano, vorrei almeno presentare i due pugili, e allora chiamiamo Mario Liberti per l'angolo blu, Associazione Sportiva Dynamo Vienese, accompagnato da Yuri Mosle ed ovviamente da Luca Ricoldi, e all'angolo rosso Luca Canteri con Pierino Ruga per l'Accademia Pugilistica Veronese Ruga. Questi i due atleti, questi i due pronti per combattere la prima delle 3 riprese. Bello Mario! Così, 8! Dritto Mario! Bravo! Dritto! Mario stretto! Bello Mario! Stretto! Dai Luca! Dai, bello Mario, dai! Tranquillo Mario, concentro! Dai! Dai Mario! Tranquillo Mario, stretto! La guardia! Dai! Vai! Non posso! Dai Mario! Vai Mario! Dai! Vai Luca! Dai Luca! Vai Mario! Luca! Bello! Vai! Pressa! Vai Mario! Pressa! Vai incazzato Mario! Eccola! Vai! Bravo! Tu vai! Sopra Mario! Vai! Sulla guardia! Sulle mani! Sulla guardia Mario! Eccola! Mario! Vai, vai, vai! Dai Luca! Eccolo, dai, dai, dai! Eccolo, sì, ma entra, vai! Vai, Mario! Non posso sempre, Mario! Muovi il tronco, non lanciarti! Eccola lì, dai! Giorgio, Mario! Dai! Continua, Mario, non fermarti! Continua, boxa, Mario, boxa! Eccolo, dai! Colpi giuniti, Mario! Sempre con boxa! Non sta lanciando! Oh, Mario! Non buttarti, Mario! Staccati! Via! Sulla testa, Mario! Eccolo qui il gong che chiude la prima delle 3 riprese tra Mario Liberti, Associazione Sportiva Dynamo Vienese, con Yuri Mosele all'angolo blu e Luca Canteri, Accademia Pugilistica Veronese Ruga, con Ruga, Pierino Ruga. Secondi,
Mario con box! Sulla guardia, Luca! Vai Mario! Inizia la seconda ripresa. Vai Mario! Non posso forza i gomiti! Vai Mario! Respira! Respira sempre! Ascolta i gol! Vai Mario, fai! Da lanciarti! Non posso! Dai, vai! Ecco, dai Mario! Vai, eccolo! Dai Luca! Dai Luca! Eccolo, dai! Non sta lanciando! Vai Mario! Continua così, dai! Bello Mario, bravo! Dai! Bravo! Lanciato un gol! Dai Luca! Dai, torna sopra Mario, dai! Eccolo! Vai Mario! Continua Mario! È scoperto a destra! È scoperto! Vai Mario! Calcio sinistro su Mario! Vai Mario! È scoperto su! Porta colpi Mario! Calcio sinistro su! Via, devi! Via, dai, eccola, dai! Devi che Gioca sopra Mario! Non posso! Sopra Mario! Eccola, dai! Eccola! Calcio sinistro Mario! Occhio che ti dà l'incarico! Dai Luca! Colpi puliti Mario! Mario colpi puliti! Mario colpi puliti! Dai Mario! Dai composto! Composto Mario! Cazzo! Ecco, dai! Ecco Mario, dai! Porta colpi, ecco, dai! Dai Mario! Porta colpi, vai! Porta colpi! Portali bene! Mario composto! Usa la tecnica! Usa il calcio sinistro! Calcio sinistro Mario! Eccolo, va bene! Dai Luca! Ecco, dai! Vai Mario! Vai Mario! Alza l'info Mario! Non adesso! Alza l'info Mario! Vai Mario spedito! Mario tira colpi! Mario porta la casa! Vai! Vai! Questo è il gong che chiude la seconda ripresa tra questi due pugili elite. Mario Liberti, angolo blu, Luca Canderi, angolo rosso. Fuori i secondi, pronti a vivere gli ultimi 3 minuti di questo settimo incontro. Mario vai sotto! Sotto dove l'hai preso! Sotto! Inizia la terza ed ultima ripresa. Mario sotto! Ecco! Sotto! È scoperto! Vai! Bravo Mario! Vai! Vai! Eccola! Dai che l'ho sentito! Dai! Vai sotto Mario! Eccolo! Eccolo! Dai Mario sotto! Eccolo!
Questo è il gong che chiude la terza ed ultima ripresa tra Mario Liberti e Luca Canteri, Associazione Sportiva Dynamit Ienese all'angolo blu e Accademia Pugilistica Veronese Ruga all'angolo rosso. Questi due atleti si sono combattuti nei 9 minuti di questo settimo incontro. Vengono chiamati al centro ring i due atleti e questo incontro viene vinto ai punti dall'angolo blu Mario Liberti, Associazione Sportiva Dynamit Ienese, e ancora una volta allora grazie a Yuri Rosele e a Luca Rigoldi. Gli facciamo ancora un applauso perché ragazzi non è da tutti i giorni avere un campione europeo che accompagna insomma in qualche modo la vita e la storia dei propri atleti, ed è bello anche questo gesto in cui entrambi calzano la medaglia al collo dell'avversario con il quale si sono combattuti nei 9 minuti.